Le contraddizioni su Leonardo Sciascia, un interessante convegno che si terrà prossimamente a Favara. Ne parliamo con il professor Enzo Di Natali, che ne cura l'intera organizzazione. Prima del Covid a Canicattì presso l'Istituto Tecnico Galilei abbiamo come rivista di letteratura e teologia organizzato un convegno sulla contraddizione nelle opere di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia aveva detto un motto: ho contraddetto e mi sono contraddetto. Non una contraddizione che riguarda la persona di Leonardo Sciascia, ma è un motto che riguarda i personaggi presenti nelle opere di Leonardo Sciascia. Come rivista di letteratura e teologia, noi per la prima volta abbiamo voluto indagare il tema della contraddizione proprio nei personaggi letterari creati da Leonardo Sciascia, e ci siamo accorti con vera meraviglia che l'ingiustizia sociale combattuta da Leonardo Sciascia ha un'origine nell'uomo, cioè nella condizione umana, nella contraddizione di ogni singolo uomo. Per cui con questo convegno studi noi abbiamo voluto offrire alla critica letteraria un tassello in più per conoscere Leonardo Sciascia, e cioè non basta soltanto studiare Leonardo Sciascia attraverso la prospettiva sociologica. Occorre un'altra prospettiva che è fondamentale, quella antropologica. Se si compiono le ingiustizie nella società, se nella società ci sono le ingiustizie combattute da Leonardo Sciascia, l'origine, la radice è appunto antropologica, l'uomo. L'uomo è un essere contraddittorio, e più in alto si va, più alta è la responsabilità di questo uomo, più lui è contraddittorio nelle sue scelte. Noi presenteremo gli atti di questo interessante convegno proprio al Castello Chiaramontano di Favara giovedì 9 novembre, e tra i relatori abbiamo il critico letterario Calogero Sorce, che ha lavorato molto sulla contraddizione nelle opere di Leonardo Sciascia.